Con la seconda parte dei nostri telegiornali siamo allo sport, calcio. Nella quinta giornata di campionato il Treviso pareggia in casa con il Borgo Buggiano e perde la testa della classifica a vantaggio del Casale. In rete per i biancocelesti Torromino. Per mister Zanin quello di oggi è un buon punto. Sentiamo. Il Treviso esce dal Tenni nel turno infrasettimanale con un pareggio contro i pistoiesi del Borgo Buggiano. La matricola terribile del campionato ha messo in difficoltà la squadra di Zanin, soprattutto nel primo tempo, ricorrendo in più occasioni al fallo per fermare i contropiedi dei biancocelesti. Nella prima frazione il Treviso tira in porta avversaria una volta sola con Gallon, il cui tiro viene parato dal portiere Grandi. Nel secondo tempo è il Borgo Buggiano che sblocca il risultato al 19esimo in contropiede con il neoentrato Rocchi. La reazione del Treviso arriva dopo 7 minuti con il bel tiro di Torromino che sfrutta al volo una respinta della difesa toscana. Nel finale di partita il Treviso schiaccia i toscani nella loro metacampo. Tante le occasioni per i ragazzi di Zanin, ma il secondo gol non arriva. Treviso perde la testa della classifica a vantaggio del Casale, che ha vinto a Rimini per 2-0. La Giacomense, perdendo per 1-0 in trasferta a Lecco, finisce alle spalle del Treviso. Mister Zanin considera quello di oggi comunque un buon punto per la classifica. Stiamo parlando di una squadra che è un anno e mezzo che non perde, e quindi quest'anno è ancora in battuta e ha reagito anche oggi contro una squadra, diciamo, ostica e niente, deve stare tranquilla, pensare a lavorare su tutti i vari concetti che ci sono da lavorare. Oggi naturalmente dobbiamo sapere che noi, anche se siamo una squadra, diciamo, quasi tutti lo scorso anno più qualche innesto, portiamo il nome di Treviso, già questo galvanizza gli avversari.